Ancora fiamme a Porto Marghera. Nelle prime ore del mattino una nuova colonna di fumo si è alzata questa volta da Via della Geologia proprio nei giorni in cui l'attenzione della Procura di Venezia si concentra sul fascicolo aperto con l'ipotesi di reato di incendio colposo, al momento senza indagati, per i due roghi di cumuli ferrosi divampati all'interno di un terminal portuale, il primo giovedì 30, il secondo di dimensioni più consistenti venerdì 31. Due episodi comunque totalmente scollegati con questo terzo incendio, rapidamente circoscritto e posto sotto controllo dai vigili del fuoco di Mestre, scoppiato per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante alimentato a gas naturale compresso. L'incendio non ha peraltro interessato le 8 bombole di metano che si trovavano dentro al camion, che non hanno riportato danni. Secondo una prima ricostruzione, l'autista ha perso il controllo del mezzo mentre si apprestava a scaricare un carico di carta presso un'azienda di riciclo. Dopo aver sbandato, il tir ha impattato contro un muro e il trattore stradale ha preso fuoco. L'autista è stato soccorso dal personale del SUEM 118 e trasferito in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per le operazioni di travaso del metano gassoso contenuto nelle 8 bombole e di messa in sicurezza del mezzo è intervenuto il nucleo nucleare biologico, chimico e radiologico regionale di Mestre, vista la presenza di una condotta di gas metano sotto l'area interessata dall'incidente. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di competenza.